registrando con la lente grandangolo, no, forse no, non mi ricordo, non so cosa c'è scritto, aspettate, non lo so, comunque, quindi se vedete i bordi è per quello. E sto andando alla cascata qua a Borca e in teoria volevo registrare un video lassù, se non c'è nessuno nei paraggi che disturba, volevo registrarmi un video. E infatti mi sono portata anche il cavalletto, ho portato un po' tutto quello che mi serve. Sono col fiatone perché non sono proprio abituata e niente, questo è il paesaggio, tutto bosco. La strada una volta non era così larga, no, era più stretta, ma hanno sistemato tutto quindi in questi anni, quindi adesso è bella. Non ho visto divieti, quindi penso si possa venire su anche in macchina fino a un pezzo, insomma, non fino alla cascata, è impossibile, ma fino a un pezzettino qui si riesce ad arrivare anche in macchina. Ma io devo camminare e quindi cammino. Devo mettermi in via a camminare perché altrimenti passo tutta l'estate senza far niente. Poi per la salute bisogna camminare. Va bene, non c'è nessuno adesso. Prima ho incrociato diverse persone che scendevano, quindi spero non ci sia nessuno su per quello, perché sono già scesi certi. Ma c'erano tante macchine giù nel piazzale. Non posso registrare un video col fiatone, mamma mia. Va bene, qua si vede forse meglio lo smalto, sì, si vede molto molto meglio. A dopo. Niente video in solitaria perché è pieno di gente, essendo estate è pieno di gente. Qui c'è il sentiero che continua in teoria, ci sono tanti bambini, ragazzi in gita. Adesso vado qui 2 passi, faccio vedere il casino di gente che c'è e io pensavo di essere da sola, in realtà non sono da sola, assolutamente, tutto il contrario. E niente. Poi non so se si sente molto l'audio, perché c'è proprio l'acqua, ce n'è tanta e allora... Eccomi qua. Stanno scendendo così posso andare io sotto la cascata. Sto proprio aspettando questo momento. Oh, ce la possono fare. Arrivano fino a qua le gocce d'acqua. Niente, mi sposto un secondo perché sennò non sentite niente. Oh, che belli funghi, devo farvi il video. Vi dirò la verità, io avrei voluto, non c'è altra gente, vero? Mi viene l'incubo. Avrei voluto fare un po' il bagno nell'acqua, mettere almeno i piedi, che così la circolazione si riattiva, perché quest'acqua è congelata.
però devo aspettare che scendano tutte queste persone. E niente, oggi mattinata alternativa, anche se è tardi, ma ho deciso di venire qua. Qui una volta, su queste pareti qua, qui c'è tutta una parete di roccia, e scalavano una volta, adesso non credo lo facciano ancora, però andando avanti con il sentiero, andando più in là, mi ricordo che scalavano quando ero più piccola, quindi non so dirvi adesso quanti che sono sti bambini. Non so se sono di qualche, se sono del, no, non sono del campeggio, perché non c'è il frate. Uno è caduto e si è fatto male alle ginocchia, poverino. O qualche colonia magari. Troverò un altro posto dove registrare. Ecco, c'è uno che viene su, così io scendo e salgo su sotto la cascata. Eccomi! Che bello! Non so se sentite qualcosa perché c'è abbastanza rumore d'acqua, però sono qua. Ho dovuto far passare anche 2 persone. Ecco, adesso sta salendo gente e vi faccio vedere il laghetto perché poi arriva gente, quindi non posso più. E niente, la passeggiata di oggi l'ho fatta e sono contenta perché non ero ancora venuta su quest'anno, quindi ho fatto quello che volevo fare, ovvero mettere i piedi nell'acqua, e mancava poco che mi si staccassero direttamente i piedi da quanto ghiacciata è. Cioè, avete presente il ghiaccio? Ecco, l'acqua qui è uguale, però volevo fare proprio questo. Adesso sono rimasti ancora 2 ragazzi che vi ho anche inquadrato, ci sono ancora loro e basta, sono andati via tutti, solo che adesso è già meno un quarto a mezzogiorno e devo andare a fare il pranzo e quindi non posso stare qui ancora un po' e non ho neanche più batteria nel telefono e quindi devo andare giù a casa e mi dispiace perché sarei rimasta lì ancora volentieri. Anche la temperatura dell'aria non era male, io mi ero portata la maglia perché di solito fa fresco, invece no, era giusta, bello. Ok, niente, pomeriggio non penso di combinare niente di che, almeno vi ho fatto vedere questo paesaggio, cioè sono nel bosco, questo è il mio habitat. Va bene, dai. Poi tutti che mi guardavano male perché ho le scarpe da ginnastica semplicissime, neanche quelle da ginnastica, proprio scarpe, ho le Adidas, queste qua, quindi non sono molto adatte per camminare qui. E andavo su e giù per i sassi come fossi una capretta tipo, e tutti invece là con gli scarponcini, bastoncini da trekking, e io andavo su e giù così come capitava, quindi mi guardavano un pochino come per dire: ma questa da dove è uscita? Io esco da qua, io abito qua, però loro non sapendolo, sì, insomma, chissà cosa hanno pensato. Vabbè, niente, ho passato una bella mezz'ora, non so quanto sono stata su, ma forse un po' più di mezz'ora, perché il tempo passa veramente veloce
e non te ne accorgi e passa veloce quando sei nella natura. Le ore volano proprio. Va bene, adesso qui c'è l'altra strada che va su in Fraina e vi avevo già portati in Fraina, però è un vlog veramente vecchio e non so se l'avete mai visto, comunque è nel canale se andate a vedere. E appunto qua c'è la strada che va su in Fraina e ci sono anche diverse baite molto belle, veramente molto belle, quindi sì, non mi va di andare di là perché comunque so che adesso in queste giornate così belle magari c'è gente, i proprietari delle baite, e quindi non mi va di andare su di là. Qui la stradina, questo pezzo qui di sentiero, di strada, ecco, questo pezzo è tutto fatto così, con sassi sotto, quindi qua è molto, cioè bisogna stare attenti perché si scivola molto facilmente. Mi ero portata questo piccolo zainetto qua, che è quello che di solito uso per la macchina fotografica, per la Canon, solo che quella non la uso più e quindi niente, mi sono messa dentro le mie cose che mi servivano. Ecco qua, da qui in poi hanno fatto lavori e hanno sistemato tutta la strada, per cui volendo fino a qua si arriva in macchina. E qui c'è la panchina, e sì, questo posto si chiama La Pausa, cioè il cartello, non so se riesco, ecco, La Pausa. La pausa prima del tratto finale che è il peggiore. Quindi niente, qua c'è sole, che caldo che fa il sole. Solo che questo ghiaino qua è tremendo perché si scivola, cioè hanno messo ghiaino, hanno sistemato, però in realtà è peggio così, peggio di come era prima, perché così veramente si rischia di cadere a ogni passo. Comunque è tutta così la strada fino giù alla macchina. Un'altra panchina di là sotto gli alberi all'ombra. Là non arriva mai il sole praticamente, forse la sera, perché adesso è qua sopra il sole e la sera dovrebbe essere di là. Vabbè. E qui c'è anche un gazebo di legno, volevo farvelo vedere ma non vado fino a lì, ve lo zoomo solo. Ecco qua, c'è un piccolo gazebo. È ora di pranzo. Sapete che ho anche fame perché ho camminato un po', nonostante io faccia una colazione abbastanza abbondante, ho fame. Ho i pantaloncini che continuano a salirmi, cioè stanno come dovrebbero stare, però io li tengo sempre un po' più giù e invece mi stanno salendo, sono comodissimi. Ve li avevo fatti vedere nel video capi d'abbigliamento preferiti dell'estate, una cosa del genere, non mi ricordo come l'avevo intitolato, comunque ve li avevo fatti vedere lì, e sono questi qua con aspettate, e sono questi pantaloncini con questo foulard, diciamo, che fa da cintura. Ecco, siccome qui avevano il bordino fatto così, io ho tolto il bordino, cioè li ho aperti, e sono molto più morbidi e non mi tagliano le cosce, non mi fanno sembrare un cotechino. E quindi, perché voi dite di no, che sono magra, ma in realtà la ciccia ce l'ho anch'io, non è che non ce l'abbia, soprattutto sulle cosce e sul lato B, cioè dall'anno scorso mi sono gonfiata molto, ma vabbè, purtroppo è così. Poi mangio anche abbastanza, quindi non muoio di fame, diciamo. Va bene, adesso si sente il cambio temperatura da su a qua. Qui c'è afa, qui c'è molta afa, per quello volevo rimanere su. No, se mi importava qualcosa da mangiare potevo tranquillamente stare su e avvisare mio moroso che insomma non ero a casa a pranzo, ma penso che lui abbia molto da fare e quindi deve avere il pranzo pronto, quindi mi tocca scendere. Ecco, quindi questi sono tutti i pezzi di video che riguardano la cascata. Sono stata appoggiata, non si vede mica, ero qui sul letto appoggiata che stavo editando il video e infatti c'ho tutto il segno. Non so com'ero messa, forse, no, non mi ricordo com'ero messa, non mi ricordo, forse così, così. Vabbè, dai. E niente, spero vi sia piaciuto il video completo, non è niente di che, però ho tagliato veramente tante parti per farlo stare nel weekly. Per chi non ha visto il weekly, oppure per chi voleva vedere tutte le parti del video che avevo registrato, ecco, questo è quello che ho registrato. Ho tagliato delle parti ma perché ero zitta in pausa, ma
perché ogni tanto, cioè quando si registra poi si sta magari un attimo a pensare e allora quelle parti là sono parti morte che vai a tagliare, peli di gatto ovunque. Ah, c'è Pepe qua. Fa la nanna e ha appena mandato via Pipo di nuovo, poverino, non può mettersi da nessuna parte a dormire. E va bene, vi lascio anche un loro video, ecco, vi lascio anche un video di loro e vi ringrazio per aver guardato questo. Spero vi sia piaciuto. Non è stato niente di che come video, lo so, però niente, volevo condividere tutto, il tutto. Grazie, alla prossima, ciao!